Io sono Andrea Sartori e sono qui oggi in una doppia veste. La prima veste rappresento la Casa Vinicola Sartori, un'azienda che compie 120 anni, della famiglia Sartori da 4 generazioni, e la seconda veste è come presidente d'Italia del Vino, che è un aggregato volontario, un consorzio volontario di 21 aziende molto rappresentative del nostro mondo vitivinicolo italiano e che coprono più o meno tutto il territorio appunto italiano. È un consorzio che si occupa principalmente di promozione e di comunicazione del nostro vino italiano sui mercati dell'esportazione. Il consorzio è effettivamente probabilmente il più grande che c'è in Italia, un consorzio che rappresenta 1,5 miliardi di fatturato e copre circa il 9% dell'export italiano nei confronti appunto dei paesi del mondo. Il 2019 è stato un anno abbastanza buono, nel senso che ha confermato i numeri del 2018, che per noi era stato un anno di incremento sia di fatturato appunto che di mercati. 2020, francamente, fare oggi ogni previsione minimamente scientifica vuol dire nobilitare l'arte dell'astrologia, quindi facciamo molta fatica a dare un senso un po' al nostro futuro. Noi stiamo andando avanti per la nostra strada, ovviamente considerando che gli eventi fieristici nel 2020 quasi tutti sono stati cancellati e quindi dovremmo usare una strategia diversa per affrontare i mercati di esportazione. Detto questo, insomma, restiamo moderatamente positivi nella speranza anche che questa situazione vada a finire il prima possibile.